Africa, self-service europeo delle materie preziose. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, Don Dante, abbiamo una telespettatrice che è in attesa, ma volevo fare intervenire prima lei. No, la mia osservazione è, non c'è dubbio che a fronte, cioè l'Africa è anche questo che abbiamo appena raccontato. Io credo che sia importante anche tentare di trovare delle soluzioni. Noi siamo nati nel 1950 e da quegli anni abbiamo creduto fortemente e continuiamo a credere che l'Africa sia un continente pieno di potenzialità, pieno di energia anche, e va aiutata a crescere, ecco, dico così, perché aiutandola a crescere si riduce anche, magari non si elimina perché dopo lo spostamento è di tutte le popolazioni, ma si riduce anche quella spinta, che è una spinta a cercare un qualcosa che non trovi a casa tua, e quindi io ne sono fortemente convinto, perché sono tornato dal Sud Sudan. Una delle cose che abbiamo fatto è stata la laurea di 20 nuove ostetriche locali. Il Sud Sudan non ha un ginecologo in tutto il paese, non ce l'ha un ginecologo il Sud Sudan, e c'ha un'ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono. Allora aiutare, aiutare sulle cose di base, scuola e sanità, sanità e scuola. Se tu dai questi strumenti, ci sono paesi che hanno dimostrato, come l'Uganda per esempio, non c'è mica un ugandese che scappa dall'Uganda o che voglia venire qua, scappano da situazioni come il Sud Sudan o da altri contesti, certo. Quindi dare la possibilità di crescere in questi paesi, io credo che sia un contributo dignitoso per loro e anche importante per la comunità internazionale. Allora, abbiamo una telespettatrice che è in attesa, la signora Marie. Buonasera signora Marie, ci sente? Buonasera, certo, sì, vi sento. Prego, cosa vuol dire? Sono Marie e vengo da Venezia. Io sono una haitiana, non so se qualcuno di voi conosce Haiti, sì, certo. La situazione che c'è, che è molto degradante, e io volevo chiedere al professore cosa per lei si potrebbe fare di pratico proprio per l'Africa, perché comunque sappiamo che insomma ci sono queste problematiche, le dobbiamo risolvere, ma quello che si può fare concretamente. Io ho parlato anche con alcuni dei ragazzi che sono venuti qua, emigrati, e loro giustamente scappano da una situazione tragica. Moltissimo di loro vengono anche qui armati, perché durante la tratta è molto pericoloso. Poi mi sono anche informata e si dice che ci sono delle barche esternamente a Lampedusa, che sono dei nuovi fascisti, che loro non aiutano assolutamente le ONG, anzi cercano di allontanarle. E però i giornali di questa cosa non ne parlano, anzi dicono assolutamente che ci siano questi gruppi che trafficano di esseri umani, che ci sono giustamente, ma ci sono anche questi fascisti, e non so se voi eravate al corrente. Sì. Grazie, adesso cerchiamo di rispondere. Prego professor Casa. Attenzione, non facciamo di tutto un'erba un fascio, nel senso che c'è il fenomeno dello scafismo, no? C'è il fenomeno di come sviluppare l'Africa, c'è il fenomeno dell'urgenza perché c'è gente che muore, c'è la necessità di creare un futuro, i giovani devono andare a scuola, c'è necessità che la gente possa vivere con quello che fa e non essere depredati, cioè è un caos. Allora, mi ha fatto una domanda. Cosa si può fare? Allora, io torno alla memoria di un'Italia di 100 anni fa. L'Italia è cresciuta perché sono cresciute le industrie e la ricchezza la faceva sì l'industriale che organizzava, ma la ricchezza la facevano gli operai.
E quello poco che prendevano, per cui poi sono stati i movimenti sindacali e tutto il resto, no? Però serviva a creare un humus economico per creare lo sviluppo del paese, con tutte le contraddizioni di uno sviluppo industriale che abbiamo visto, e poi sono nati i partiti socialisti, poi comunisti, poi il contrario, eccetera, ma ricordiamo che tutto il movimento europeo, comunque di destra, oggi considerato di sinistra, comunque nasceva dalla necessità di un socialismo, poi che si è indirizzato verso un nazionalismo o si è indirizzato verso un cosiddetto collettivismo, si sono differenziati, ma la necessità era organizzare e ridistribuire le ricchezze. Quello che possiamo fare, e qui la politica può abbracciare questa idea, è mettere in Africa delle industrie piccole, medie, non grandi, e comunque perché attorno a un'industria, e l'abbiamo visto il Veneto, si crea ricchezza. La Riviera del Brenta è un esempio. Ricordo alla fine della guerra erano contadini, poi uno ha cominciato a fare le scarpe, l'altro ha copiato, uno faceva i tacchi, uno faceva così, è diventato il Made in Italy sul settore calzaturiero. E la stessa cosa può succedere là, perché non è che scappano, hanno voglia di fare. Allora il problema non è regalare, perché umilio la persona e gli tolgo l'iniziativa, bisogna creare opportunità. E questo purtroppo i cinesi lo stanno facendo. Allora è una forma di colonizzazione, è vero, però è sempre meglio che andare là, come è successo a Addis Abeba nel 1935, e hanno fatto 12.000 sacerdoti copti, li hanno ammazzati tutti, ed erano le truppe degli italiani. E questa è la storia. Allora non riusciamo a capire perché abbiamo decapitato un paese come l'Africa, un continente come l'Africa. Abbiamo portato via sempre tutto. Allora bisogna che un gruppo di industriali si metta d'accordo e, con l'aiuto anche della politica, no, porti dell'industria là e incominciano a seminare. Vedrete che poi, una volta che vengano seminate queste iniziative, sicuramente diventeranno produttive. Non solo, ma lì sul posto si crea il mercato. L'abbiamo già visto poi, perché noi abbiamo portato industrie in Cina, italiani, veneti, in Romania. Io ho visto in Romania una montagna di industriali veneti che hanno creato la seconda industria in Romania, ma quello che producono lo vendono anche lì, ma abbiamo 1 miliardo di persone in Africa che ha bisogno di tutto, e quindi lavorano anche a un prezzo bassissimo. Quindi un tessuto economico così cresce, perché se io continuo a regalare, butto i soldi nel vuoto, certo, perché questi continueranno ad avere bisogno e non sono autosufficienti. Certo, Papsale e poi Roberto Ciambetti, volevo un commento anche a quello che dice. Sì, io sto ascoltando volentieri, ma dico, il sistema africano, per poter parlare dell'Africa, io sono un po' contrario a questa immagine talvolta che vedo. Non sono da quest'idea che il fatto dell'aiutare l'Africa. Gli africani vivono nella loro normalità dentro la loro ricchezza, perché questi sono casi estremi, ce ne sono anche casi altri di sviluppo. L'Africa non è che è un paese dormiente. Io posso capire dalla colonizzazione fino adesso continua anche a essersi una forma di colonizzazione. Ma perché? Perché l'Africa è un continente da costruire, è tutto in costruzione. Parto da un esempio banale: le autostrade, le cose, stanno cominciando a farle, e spesso chi sono le imprese che lo fanno sono imprese esterne. Allora vuol dire che lì c'è sempre il business in Africa, dove è una forma di colonizzazione. Ma però io sono dell'idea che
anche gli africani stessi stanno cercando di sviluppare con le loro proprie forze, i propri mezzi, anche proprie intelligenze, anche quelli che è il loro paese e il loro continente. E questo sta avvenendo. Non è per niente che vediamo che ci sono anche docenti africani, ci sono africani istruiti, ci sono africani capaci di poter anche gestire certe situazioni, direi adesso a livello europeo. Io sono dall'idea che non sono d'accordo per il fatto del aiutarle. C'è un proverbio cinese che dice: piuttosto di darti ogni giorno un pesce, insegnala come pescare. Gli africani qui, parto dall'esempio degli africani immigrati che sono qui sul territorio, in giro per il mondo, hanno acquisito una certa professionalità. Il sistema è andato molto avanti, il mondo è evoluto. Il sistema 4G della telefonia arriva anche in Africa. La wifi cominciamo a averla un po' dappertutto. Se vediamo i casi isolati dove andiamo delle zone lontano dei capitali, dove praticamente, ti dico, aiutare ci vuole poco, ci vuole la volontà e non politizzare questo fenomeno ai fini di interessi personali. Alcune regioni in Senegal basterebbe, ti dico, un importo di 300 euro, tiri l'acqua. Puoi servire una zona grande, enorme di acqua, dare la possibilità di avere l'acqua. Luce uguale col sistema solare, il sole lì c'è, ne abbiamo volontà. Il punto è questo, dobbiamo cercare di uscire un po', o volendo parlare dell'Africa, bisogna entrare dentro la mentalità africana, ma non ragionando da europei per dire che noi dobbiamo gestire l'Africa, si stanno autogestendo. E questo lo dico fortemente perché ci tengo, perché non sono dall'idea di dire sempre che bisogna aiutare. Io ripeto e continuerò a dirlo, e l'ho detto ovunque, ho partecipato a riunioni a livello europeo dove su progetti di cooperazione internazionale è scarso. Non sono dall'idea di prendere un'ambulanza, portarlo là, solo pensando di aver fatto non so che cosa e nella rendicontazione qui in Europa parlarne non so in che modo. Questo non è aiutare. Aiutare significa, io direi dall'esempio di un esempio solo importante. L'Italia ha firmato degli accordi particolari con alcuni paesi dove c'è un interesse, ma con l'Africa non c'è un interesse reciproco. Come mai gli africani che lavorano qui, che hanno contribuito alla crescita del paese, non ci sono accordi che le dà la possibilità all'età della pensione di poter recuperare i contributi? Sono i soldi loro, hanno lavorato qui. Quelli che sono gli ex che hanno fatto anche la guerra con la Francia, vivono in Senegal e percepiscono anche la pensione francese e vivono bene, sono loro. Allora qui dobbiamo ragionare e portare la discussione in un altro ambito. Certo. Non sono dall'idea di dire, vedere immagini che definiscono un estremo. Parliamo anche di Africa, ti do un esempio e chiudo. Ci sono delle piccole coste, ci sono delle case, delle ville che sono enormi, dentro c'è la piscina e vivono da Dio. Ci sono case che minimo hanno 2, 3, 4, 5 sì, ma il problema è che la forbice economica che è apertissima. Il discorso è che bisogna che l'Occidente, lo sguardo che ha sull'Africa, che non sia uno sguardo basato solo su interessi e oppressione che continua. Adesso la discussione che c'è sulla zona franca è cercare di uscire dal franc CFA, di cercare di avere la moneta africana. Anche questa è un'altra discussione. Quindi io sono dall'idea di rispettare gli africani perché anche loro in sé da soli riusciranno anche a svilupparsi. Ciambetti. Il progetto SUPA fatto con la comunità senegalese prevedeva il fatto che chi qua aveva assunto e ha avuto una professionalità potesse tornare nel proprio paese accompagnato per creare piccole attività nel Senegal. E questo era un piccolo esempio che ha fatto qualche impresa che appunto è stata formata in Senegal, ma che appunto il progetto Praspli, ma questo non vorrei, sul discorso del progetto Praspli, io da sindacalista potrei dirti mille cose lo so. che ci sono stati tanti. Mi permetto un altro esempio invece positivo che in Africa sta funzionando. L'Angola è uscita da una guerra disastrosa, in questo momento anche con un aiuto pensato, ponderato, intelligente anche di cittadini europei, sta avendo uno sviluppo economico, una tranquillità, mi permetto di dire, sociale, strade, autostrade che vengono costruite
da cittadini dell'Angola, non come le manovalanze che dicevo prima ad Addis Abeba, che arrivano dalla Cina per costruire in Africa. Cioè devi usare la manodopera che c'è sul posto, non puoi importare dalla Cina decine di migliaia di manovali per farli lavorare in Africa. Questo è colonialismo, questo non è sviluppo dell'Africa, questo è portare persone che un giorno magari andranno anche a creare disequilibri in quei luoghi dal punto di vista politico, sociale e quant'altro. Ripeto, la Cina sta usando l'Africa con una mentalità assolutamente colonialista, sicuramente di nuovo tipo, ma colonialista. Certo. Ripeto, l'Angola invece in questo momento è un esempio che andrebbe, se possibile, replicato, perché ricordiamoci è uscita da una guerra disastrosa, però in questo momento ha una pace sociale e uno sviluppo con indici incredibili. Certo. Don Dante, vedo che scrive. Sì, perché io credo che siano argomenti che se si approfondiscono è bene precisarli. Giustamente si diceva, cioè, l'Africa è un continente, un conto è parlare del Senegal, un conto parlare della Sierra Leone. Sierra Leone prima dell'Ebola, con l'Ebola ci sono stati 14.000 casi infetti di Ebola, una situazione che è scappata di mano ed è un dramma mondiale di cui si parla poco perché adesso la paura è passata. Ma prima dell'Ebola in tutto il paese, per carità, sono tanti abitanti come il Veneto, quindi Veneto siamo orgogliosi, sono 5 milioni di abitanti e qualcosa. Sierra Leone ha 5 milioni di abitanti, prima dell'Ebola aveva un pediatra locale, uno. Quindi va riconosciuto che il primo punto era questo, che quando si parla di Africa ovviamente andiamo a distinguere. L'Angola è un middle level income country, cioè ha un income medio. Dopo una seconda precisazione va fatta, cioè non c'è dubbio che il gap tra chi vive in capitale certo. e nelle zone rurali hanno due realtà completamente è così, dopo la media ovvio che insomma quindi sono argomenti complessi. La seconda una terza cosa che dico è questa: noi abbiamo vissuto anche come Italia anni in cui la cooperazione ha avuto degli scandali, questo va riconosciuto. Io credo e lo dico fortemente che è la battaglia quotidiana che stiamo facendo anche come QAM Medici con l'Africa, una volta all'anno vogliamo dare conto di quello che realizziamo con i soldi che riceviamo dalla gente per aiutare non tanto, adesso lo dico, il Senegal, ma paesi come la Sierra Leone, paesi come il Sud Sudan, la Repubblica Centrafricana, sono paesi insomma difficilissimi e dove io ho visto con i miei occhi i bambini sotto. Ma lo so, io voglio bene ai miei fratelli africani e sorelle africane, proprio insomma, io mi sento africano sostanzialmente, però quando vedi certe cose, ecco, allora dico, racconti che cosa ha visto? No, allora, ma insomma, voglio dire adesso, ma lo dico proprio, adesso no, parlo, perché sennò restiamo sempre nelle cose che si dicono ma non si dicono. No, adesso voglio dire un esempio che possono capire tutti. A me capita, insomma, tu corri sulle piste e non c'è una strada asfaltata in Sud Sudan e sta scena che mi sono fermato, adesso così insomma, siamo fra amici, vabbè, uno fa la pipì e non è che sono gli autogrill eccetera, ti fermi insomma, ecco, e non lontanissimo vedo questo grande albero bellissimo, mi sono anche divertito, c'era un bel tronco, un chiodo con una bella lavagna attaccata sul tronco dell'albero, un ragazzo di 18 anni che faceva l'insegnante, una bella ombra di sto bellissimo albero che non so identificare, e c'erano sti 70-80 bambini sotto l'ombra che ascoltavano questo maestro. C'era un altro che qua
con la bacchetta, insomma, no, cercava di tenere attenti ai ragazzini, a cosa, e la roba che mi ha proprio fatto impazzire è stata che in quei 10 minuti è stato là, ovviamente l'ombra si sposta e tu vedevi sti 70-80 putei che si spostava. Mica tutta l'Africa è così. L'Uganda è un signor paese, il Senegal è un signor paese, non so, la Tanzania sta crescendo, cioè, quindi è diversificato. Ci sono anche queste situazioni e lì capisci che in alcuni contesti va investito sulle risorse umane, sullo sviluppo, sul far crescere. Perché noi abbiamo lanciato la campagna? Questo lo dico perché bisogna anche far capire alla gente, è quello che un po' diceva anche il professore prima, perché noi facciamo la campagna prima alle mamme e ai bambini, cioè la dignità di dare un parto sicuro alle mamme, che non muoiono per il diritto sacrosanto di far nascere un bambino, e che quel bambino possa crescere e possa crescere con gli elementi di base. Cosa intendo dire? E diciamo, i primi 1000 giorni, perché sono importanti quei primi 1000 giorni? Perché se quel bambino è un bambino sottonutrito, malnutrito in quei primi 2 anni di vita, non sviluppa le capacità cognitive in modo da poter essere un manager domani, un professore, comunque, insomma, quindi devi intervenire. Parlo di alcuni paesi, per esempio ci sono paesi dove la malnutrizione è molto grave e altri dove si è risolta, quindi è un continente, ecco. Ma come dire, la signorina prima chiedeva cosa fare di concreto, ecco, io credo che di concreto debba essere fatto anche queste cose, assieme a sviluppare una piccola media impresa. Ci sono dei tentativi anche in Italia, ecco, sono cose concrete che possono essere fatte. Nel caso specifico, dal punto di vista sanitario, certo, se uno aiuta anche il cuore a fare una roba concreta che può sostenere cose. Dico questo, stavo parlando prima della cooperazione. Ci sono stati anni in cui c'è stata una mala cooperazione e va detta, e anche oggi io credo che ci sono meccanismi con cui si fa cooperazione che sono sbagliati. Certo. Sono sbagliati, perché se io prendo, come a volte capita, e capita oggi, non nel 90 quando ci sono stati gli scandali in Italia, grossi finanziamenti, il Global Fund, lo dico perché sto facendo una battaglia su sta cosa. Il Global Fund lanciato a Genova, cosa vuol dire? Raccogliere i soldi, i paesi li danno a questo ente che insomma la sede è tra Ginevra e New York, mette tutti questi soldi per affrontare le 3 grandi patologie, la tubercolosi, la malaria e l'HIV. E il meccanismo però dei soldi è sbagliato, perché tu non puoi raccogliere i soldi, darli a una mega struttura, e questa mega struttura la dà a un ministero di un paese. Se noi dobbiamo guardarci in casa nostra per dire che capita da noi, ma immaginarsi se non capita. È quello che noi vediamo, che alla base della piramide, dopo, dove la gente vive e soffre e vuole crescere, non arrivano quei soldi. Non arriva niente. C'è una mala cooperazione, ma c'è anche una buona cooperazione. Oggi ci sono tanti esempi in Italia, ne citava qualcuno il Presidente, dove c'è una cooperazione fatta. I bilanci certificati, ormai quasi tutte le ONG serie lo fanno, noi il nostro bilancio è pubblico, è pubblico, sul sito, è trasparente, è pubblico, lo può controllare chiunque. Va denunciato tutta la mala cooperazione. Certo, Don Dante, siccome siamo in chiusura, però vorrei che su questo punto, su questo intervento di Don Dante, vorrei raccogliere anche le vostre opinioni. E sicuramente il problema vero è quello della corruzione, della mala gestione, della mala politica. Inizierei da Ciambetti. Ma soprattutto il fatto di avere grosse concentrazioni di fondi, cioè le mega strutture normalmente hanno bisogno di un costo di gestione interno che già quello drena parecchio. Poi appunto arrivare a ministeri in paesi fragili dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista politico è l'ennesima potenza dello spreco di denaro. È bene invece
avere delle persone, delle organizzazioni che conoscono l'Africa, che nei decenni hanno dimostrato di saper usare bene i soldi e di ottenere risultati. E il QAM, non perché qui vedo Don Dante, penso sia l'esempio, uno dei più grandi esempi a livello italiano di questa buona cooperazione, va investito su chi ha già dimostrato di dare affidabilità, di spendere bene i soldi. Quando ero appunto assessore e seguivo la cooperazione avevo molta diciamo così, attenzione alle nuove associazioni che si presentavano con progetti magari bellissimi sulla carta, però senza alcuna esperienza sul campo. Quindi va fatto un lavoro puntuale e preciso, ma evitando, ripeto, i grossi cluster lì non funzionano più. Certo. Papa. Sì, io continuo a dire, sicuramente non è che faccio praticamente di una minoranza una generalità, sicuramente ci sono alcuni aspetti che sono stati fatti, ma per la maggioranza dei casi noi vediamo che quello che venga lanciato, dove lo sentiamo spesso ogni giorno, anche attraverso i siti internet di progetti che vengono realizzati, pochi sono quelli che vengono concretizzati. Allora, il punto è questo, io ripeto, continuo a dire che il fatto di dare la possibilità a uno di avviare la sua propria impresa, ok? Questo è fondamentale, perché anche le imprese che diceva prima anche il professore, che vanno lì a creare delle micro imprese. Personalmente ho avuto anche la possibilità di andare con vari imprenditori che volevano praticamente avviare delle attività, ma il sistema di investimento non è che lo fanno tra virgolette a fondo perduto, ma lo fanno con l'ottica di avere un guadagno molto più consistente, anche se il lavoro lo fanno praticamente quelli di là, perché la manodopera è 1000 volte più bassa di qua, è una manodopera molto bassa, un investimento dove uno praticamente tendenzialmente pensa averne anche un guadagno abbastanza consistente, e questo è un fattore, voglio dire. Il problema è che ci sono, do l'esempio del Senegal, dei nigeriani, ognuno è venuto qua con un progetto ben specifico. Se ha la possibilità di rientrare con i fondi consistenti, lì avvia una sua attività, perché è dentro la sua ottica, è dentro la sua realtà e sa come svilupparla. Se uno tendenzialmente va a cercare di insegnare il sistema europeo lì al sistema africano, non ci siamo, e perché non può andare avanti così? Quindi va dato la possibilità, riconoscendo a chi ha investito, ha lavorato, ha dato un contributo, un domani che decide di rientrare nel suo paese di origine, di avere la possibilità di farlo, copiando se vuole anche le esperienze che ha avuto là, però gestendo in piena autonomia lo sviluppo del paese. Sul fatto delle cooperazioni ci sono alcuni casi che sono fondamentali, come citavo prima anche qua, ma il fatto dei parti, il fatto di lasciarsi la vita facendo nascere un bambino, sono situazioni spiacevoli, situazioni particolari. Fortunatamente seguo anche un po', voglio dire, l'Africa, vedo che ci sono tanti sviluppi che si stanno facendo, tante cose piano piano che si stanno facendo, è da migliorare, vanno accompagnati per cercare almeno di... E poi sono anche contro il sistema che alcuni governi africani anche fanno. Se un domani avesse la possibilità di avviare un progetto personalmente in Senegal, lo farei senza l'aiuto del governo senegalese. Certo. Professor Casen. Aiuti, allora bisogna distinguere come si aiuta. Di solito ci sono le organizzazioni come quelle di Don Dante Carraro che si prodigano e si prodigano efficacemente sul territorio e vanno premiate. Poi ho assistito invece a organizzazioni, soprattutto quelle dell'ONU, dove l'operatore dell'ONU si becca minimo, quando proprio è appena arrivato, $5.000 al mese spesato, di più, cioè non ha speso, dice di più. minimo, no, parliamo di 10.000. Allora uno fa la fila per andare in Africa, perché ha tutto quello che vuole, la macchina, il SUV, tutto. Alla sera va in discoteca, Kampala, vissuto, ho visto, dico ma questi sono gli operatori. Finiscono la discoteca alle 4 di mattina, se si svegliano a mezzogiorno è già una buona data, a bordo c'hanno 5 o 6 fanciulle tutte scelte. Se questi sono aiuti dell'ONU è meglio che non se li tengano, insomma, cioè risparmiamo. Se adesso è qualche tempo che non vado a Kampala, atterri a Kampala, tutto il metà dell'aeroporto che è pieno di macchine bianche con scritto UN.
No, le Nazioni Unite hanno mandato camion fuori strada e tutto il resto, e sono anni che sono fermi là, almeno regalateli, almeno, cioè, uno fa, sapete come sono i tassisti a Jinja? Allora il tassista è in bicicletta, dietro a una sella lunga, se vuoi viaggiare ti siedi dietro, lo paghi e lui pedala, ma non è in pianura, c'è la salita, c'è anche la discesa, quindi si agevola sulle discese, ma quando è salita pedala e sono quelle biciclette da uomo tipiche di 50 anni fa, dove c'è belle, nere, robuste, perché chiaramente i due, questo è. Allora prendi queste macchine, dagliele che si muovano, che siano autonomi, che servano a qualcosa. L'inefficienza si chiama ONU, Nazioni Unite, e se la burocrazia delle Nazioni Unite è una mangeria che non finisce mai, andrebbe riformato l'ONU, perché una entità come l'ONU è importante al mondo, dovrebbe essere in grado di regolare le cose essenziali, non deve entrare nel mondo della politica, ognuno deve fare la propria politica, però le garanzie essenziali devono essere. Roosevelt, quando pensò all'ONU, pensava a questo. Non possiamo tornare alla terza guerra mondiale, deve esserci un'istituzione che garantisca l'indispensabile alle persone di questo pianeta. Bene, ci fermiamo qua, grazie a Don Dante Carraro, Medici con l'Africa Cuam, grazie a Pap Fall, CISL Padova e Rovigo, grazie a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Editore, grazie anche a te Ermanno della tua partecipazione, ai telespettatori che ci hanno seguito, do appuntamento alla settimana prossima, ora 21 TV7 Match, arrivederci e buonanotte.